Sì, la dottoressa Sabina De Luca, dirigente generale del Ministero per lo Sviluppo Economico, autorità di gestione dei fondi europei, in particolare del FESR, che è oggetto di questa manifestazione oggi qui a Cagliari. Ecco, vogliamo chiedere a lei, partiamo dalla crisi, cioè la crisi che ci attanaglia a tutti, di dimensioni planetarie, più o meno interessa tutti, la Sardegna insomma in modo particolare perché è una società che ha dei problemi anche antichi nel meridione d'Italia. Ecco, vogliamo chiedere se queste risorse, che sono ingenti comunque, della programmazione sia di provenienza europea sia di cofinanziamento statale, possono essere davvero considerati una misura anticrisi. Ma in principio devo dire che queste risorse non possono essere considerate in funzione meramente anticongiunturale, per quanto meramente sia un termine, come dire, che tende a sottostimare evidentemente da un lato gli effetti di una crisi di questa portata e dall'altro la necessità di utilizzare evidentemente tutti gli strumenti che sono a disposizione anche per contrastare la crisi. Dico questo, che non sono intesi in funzione anticongiunturale perché queste sono politiche strutturali, quindi sono politiche di lungo periodo, tendono invece a rimuovere i fattori strutturali di arretratezza, ritardo. Nel fare questo, tuttavia, è evidente che possono avere anche una funzione anticiclica e quindi certamente la prima funzione anticiclica che queste risorse possono avere è che intanto mobilitano la domanda pubblica, soprattutto la domanda pubblica, mobilitano gli investimenti, hanno un focus, parliamo di un programma dell'obiettivo competitività dell'Unione Europea, quindi hanno in particolare in questo obiettivo un focus molto forte su ricerca e innovazione. E quindi sono politiche di lungo periodo ma che hanno un impatto anche nel breve, immediato. Ecco, ricerca e innovazione richiama automaticamente il ruolo dell'università, certo non solo di essa ma anche degli enti di ricerca. Ecco, qual è il ruolo che può essere dato all'università? O meglio, dal punto di vista dello Stato, che cosa lo Stato, rappresentando gli interessi generali, può richiedere che l'università faccia di più rispetto a quanto già fa? Beh, l'università è uno dei primi produttori di ricerca e conoscenza in generale, quindi c'è un tema evidentemente fondamentale in queste politiche qui di agganciare la funzione e l'attività delle università con le attività, le aspirazioni e necessità del mondo produttivo, quindi quello che si chiede è di lavorare assieme, di costruire reti, di lavorare assieme all'impresa, di fare progetti congiunti di ricerca e innovazione che abbiano, come dire, una ricaduta anche nel medio e breve periodo, perché le prospettive di un lavoro dell'università sono sul lungo evidentemente, è una ricaduta sul sistema economico. Ecco, l'Europa ma anche le politiche governative richiedono che l'università si impegni maggiormente per il trasferimento tecnologico, perché i saperi, la ricerca scientifica e i saperi prodotti all'università diventino poi concretamente e anche rapidamente occasioni di impresa, di lavoro, di benessere. Da questo punto di vista anche interventi quali centri di competenza tecnologica oppure la politica per favorire gli spin-off sono risposte concrete anche all'esigenza di avere maggiore, di essere più attivi sul campo dell'innovazione per quanto riguarda il nostro Paese? Questi sono strumenti e tipologie di intervento elettivamente al centro di queste politiche, anche di quelle finanziate dai fondi strutturali. La questione un po' è di alzare l'asticella, cioè di assumere, come dire, un atteggiamento, una capacità che possa selezionare le iniziative più meritevoli, quindi effettivamente creare un clima di concorrenzialità rispetto al quale far emergere, come dire, spingere una competizione verso l'alto della qualità progettuale e quindi a rafforzare molto le capacità di selezione. Ecco, adesso scendiamo a qualcosa anche di molto concreto. Abbiamo delle difficoltà nella spendita dei fondi. L'iniziativa di oggi ci dice che questi ritardi possono essere recuperati. Che cosa fare perché da questo punto di vista si possa intervenire sulle procedure, sulle persone, sull'impegno dei funzionari? Cosa fare per aumentare la capacità di intervento e di spendita dello Stato, delle regioni, di tutti gli attori che intervengono in questa vicenda?
Beh, le cose da fare sono tante, sono anche abbastanza semplici, nel senso vorrei dire che basta assumere come dire, i risultati che sono attesi dentro l'agenda della regione, dello Stato, e comportarsi di conseguenza, perché noi abbiamo una programmazione che è cadenzata in modo feroce rispetto al costume italiano dal punto di vista temporale, ma anche una richiesta molto alta dal punto di vista qualitativo, quindi noi dobbiamo soddisfare entrambe diciamo, le esigenze e non farci condizionare solamente dall'obiettivo di spesa. Tuttavia oggi siamo di fronte a un ritardo, che è un ritardo della Sardegna, un ritardo dell'Italia e un ritardo dell'Europa, quindi c'è un motivo, ci sono alcune cause che sono cause comuni di questo ritardo, poi ci sono delle cause specifiche, nel senso che ci sono dei rallentamenti che sono evidentemente dovuti al fatto che questi obiettivi di questa politica poi non trovano un sostegno dentro l'operato quotidiano che è coerente con questa tempistica e questa esigenza, e quindi bisogna accelerare. Torniamo un attimo all'Europa, così risaliamo alle idealità e siamo poi vicini a una scadenza elettorale che c'è stata sul rinnovo del Parlamento europeo. L'Europa può essere rilanciata anche rispetto alla partecipazione, rispetto anche alla tensione dei cittadini, e insieme alle politiche che sono di competenza anche molto dei funzionari c'è anche un richiamo, una necessità di collegarsi a un ideale Europa che va rilanciato. Mi fa una domanda molto grossa, diciamo. Io posso rispondere utilizzando proprio, come dire, riferimenti a quello di cui abbiamo parlato oggi. Questa è una politica che avvicina l'Europa ai cittadini, è forse la politica più vicina dell'Europa ai cittadini, più vicina ai cittadini e più vicina ai territori, quindi insomma è evidente che anche usare bene queste risorse significa fare un buon servizio, come dire, nei confronti dell'obiettivo di rilanciare anche il disegno politico europeo nel suo complesso. Grazie dottoressa. Adesso chiediamo al dottor Cadeddu, Gianluca Cadeddu, che è il direttore del Centro Regionale di Programmazione e Autorità di Gestione sui Fondi FESR, come siamo messi in Sardegna, come siamo messi ma soprattutto pensando al futuro, non tanto volgendo lo sguardo a quello che è successo, quello che dovrà succedere. Siamo messi bene, tendenzialmente siamo realisti, nel senso che non è costume, non era usanza all'interno dell'amministrazione pubblica italiana avere degli obiettivi precisi, delle procedure precise rispetto dei tempi. Una delle caratteristiche dei bilanci pubblici è la persistenza di residui attivi e passivi. La persistenza di residui significa semplicemente che non sono stati rispettati i termini di spesa, in termini positivi o in termini negativi. Il bello dei programmi comunitari è che ti costringono a entrare dentro delle regole. Quando parliamo di programmi comunitari parliamo semplicemente di un commitment, di un accordo che viene preso tra diverse amministrazioni, per cui determinate risorse vengono messe a disposizione per realizzare determinati obiettivi seguendo determinate regole. Sono programmi che hanno innovato completamente la pubblica amministrazione italiana e anche quindi la pubblica amministrazione regionale. Siamo messi nel senso che siamo alla fine della chiusura di una programmazione che è il 2000-2006, che è un programma portato su 7 anni, con una certa dotazione finanziaria, per cui alla fine della programmazione si scontano comunque economie, rinunce, fallanze, per cui difficilmente si riesce a raggiungere il 100% della spesa. Il tentativo che stiamo facendo noi in questo momento è di utilizzare il massimo delle risorse. L'abbiamo già fatto in sede di programmazione e di impegno di risorse, si chiama overbooking, nel senso impegniamo più risorse di quelle messe a disposizione per poter scontare eventuali difficoltà a chiusura programma, per poter realizzare poi il 100% delle risorse. Siamo molto vicini all'obiettivo finale. Ricordo che all'interno di un programma operativo sono tantissimi soggetti che sono impegnati. Abbiamo visto stamattina quante di queste risorse sono spalmate nel sistema degli locali, nel sistema delle imprese, direttamente gestite dall'amministrazione regionale o gestite dagli enti di formazione o direttamente connesse ad aiuti alle persone. Tutto questo sistema lo stiamo riportando ad unità e contiamo al 30 giugno, che è la data ultima per le spese, di raggiungere risultati importanti. Ricordando anche che da questo punto siamo in piena nuova
programmazione, cioè per il periodo 2007-2013, per cui ci stiamo attrezzando per poter mettere a regime tutta la macchina, benché ancora a termini di risultati di impegni e di spesa non ci siano cifre significative. Comunque la macchina è lanciata e contiamo di metterla a regime immediatamente dopo la chiusura della programmazione 2000-2006. Ecco, la stessa domanda infine che abbiamo fatto alla dottoressa De Lucca per quanto riguarda l'università, ecco, però un po' capovolgendo, l'università chiede sempre risorse, chiede che lo Stato, che l'università pubblica, che lo Stato, che la Regione diano di più, capovolgiamola, che cosa la Regione chiede all'università rispetto agli obiettivi della programmazione 2007-2013? Chiediamo una cosa, chiediamo contaminazione all'università. La contaminazione di solito è un'accezione negativa, no? Nel 90% dei casi. Noi vogliamo contaminazione positiva nel territorio. Una cosa che mi avete spesso sentito dire, noi vogliamo che l'università sia presente nel territorio. Con questo non voglio dire e non voglio affrontare il problema della presenza delle sedi staccate, di corsi nel territorio, no. Vogliamo che la conoscenza che emerge dall'università, e noi sappiamo che in Sardegna l'università ha un ruolo importantissimo perché è uno dei pochi centri propulsori di conoscenza, possa tracimare nel territorio, possa contaminare. E quando parliamo di innovazione nella regione, quando parliamo di innovazione dobbiamo parlare soprattutto dei centri che producono innovazione e dobbiamo parlare della capacità dei centri che producono innovazione di non rimanere autoreferenziali. Quello che io posso dire dell'università in questo momento è che ha avuto un'evoluzione nell'ultimo periodo decisamente positiva, l'esperienza degli spin-off, l'esperienza dei centri di competenza, ma spero nel futuro l'esperienza dei poli di innovazione, che siano centri di incontro tra impresa privata e conoscenza pubblica e che questo possa trasformarsi in sviluppo delle conoscenze tout court. Con questo voglio dire semplicemente che l'università deve aprirsi al territorio, non deve lavorare per le imprese, non dico questo. Le imprese, noi abbiamo una situazione in Sardegna per cui come ricerca pubblica spendiamo il doppio della media del Mezzogiorno e come ricerca privata la metà, sembrano le temperature da Oslo, o non pervenute o meno 12, sostanzialmente le percentuali di spesa dell'impresa privata, però è necessario che l'università si ponga come soggetto produttore di conoscenza, diffusore di conoscenza, e spetta a noi cercare di mettere in rete queste e cercare i luoghi dove questi possano incontrarsi. Vabbè, una domanda finale: i giovani possono scommettere sull'Europa? Ma credo che l'unica scommessa che possono fare i giovani è nell'Europa, ma intendiamoci cosa si intende per Europa. Io parlo di cittadinanza europea. Essere nell'Europa non vuol dire far parte di un luogo geografico. Sinceramente far parte di un luogo geografico non ci interessa. Ci interessa far parte di una cultura giuridica e di una cultura di cittadinanza dove anche noi dobbiamo fare la nostra parte. Essere nell'Europa vuol dire essere cittadini in Europa. Vuol dire che un ragazzo della regione Sardegna deve avere le stesse possibilità di un ragazzo della City di Londra o dell'Île-de-France, per citare delle regioni che hanno un tasso di avanzamento più avanzato. Dobbiamo renderci conto che se anche uno nasce in Sardegna non nasce con un peso morto, ma nasce con le stesse opportunità. Essere in Europa per noi significa semplicemente questo, non solo la bandiera con le 12 stelle, ma la possibilità per ciascuno in qualsiasi condizione sociale, fatemi usare questo termine, con cui nasce, di avere la possibilità di accedere ai più alti livelli. Questo noi abbiamo cercato di farlo. Il programma Master and Back per esempio è uno di questi esempi. Il collegamento che c'è stato con le università in questi ultimi anni è uno di questi esempi. La realizzazione in una rete di infrastrutture di ricerca e di attrezzature ai più alti livelli significa questo, che chiunque, qualsiasi ragazzo, qualsiasi giovane può realizzare le proprie massime aspettative avendo la possibilità di viaggiare se vuole viaggiare, di andare in tutti i posti del mondo se vuole farlo, ma se decide di rimanere in Sardegna per studiare, per lavorare, lo possa fare. È solo questa la conquista di civiltà che ci aspettiamo.